Allora ci sono 12 punti che devi ricordarti ogni giorno, devi mettere questi 12 punti che ti sto per dire, questi reminder, davanti al tuo frigo, dentro il tuo portafoglio, ovunque. Insomma, nei periodi in cui il tuo dolore arriverà su, diventerà magari un po' più acuto, avrai delle ricadute e perderai quindi quel lavoro che hai fatto fino adesso sul tuo corpo, sulla tua mente, perché in questo periodo, in questo percorso avrai visto che ci sono degli alti e bassi. Gli alti e bassi sono normali, ma quando ci sono questi alti, nel senso che tu diventi fiducioso, fiduciosa, che questo percorso è veramente quello che ti serve, quello che sta facendo per te, è quello che ti sta aiutando, ci sono anche dei bassi. E i bassi è inutile nasconderci, ci saranno. E il fatto che però tu sei pronto o pronta a questi bassi, i bassi intendo che il dolore